Nelle gare olimpiche di Milano Cortina 2026, anche i Vigili del Fuoco, qual è il vostro apporto a questa competizione? Allora, noi ci occupiamo di tutta la parte safety, quindi la sicurezza propriamente detta, e affianchiamo le forze di polizia che si occupano di tutto il comparto non meno importante, anzi molto rilevante, di security, la sicurezza degli atleti e anche della famiglia olimpica, delle personalità che sono venute a Cortina per queste Olimpiadi, e quindi insieme facciamo un gioco di squadra per avere safety e security a posto perché questo evento proceda come sta andando liscio e in mondovisione. Ecco, si parlava prima dell'inizio dei giochi di una cortina pronta anche in caso di isolamento, se fosse frenato qualcosa sull'Alemagna, qui moltissime vostre specialità. Sì, assolutamente sì, è stato fatto un piano di safety, è stato diretto dal nostro comandante l'ingegnere Matteo Carretto di Belluno, dove abbiamo già previsto tutti gli scenari possibili. Ovviamente uno degli scenari era chiaramente difficoltà collegate alla neve, come per esempio stamattina, ma insomma eravamo pronti e col concorso di tutti insomma è andato liscio anche in questo caso. Quali sono le specialità più importanti che ci sono qui a Cortina? Beh, qua abbiamo sostanzialmente costituito un comando del tutto nuovo, un comando olimpico con in sostanza tutte le specialità possibili, perché abbiamo dalla sala operativa a quello che noi chiamiamo ICS, Incident Command System, quindi una centrale operativa che comanda tutte le operazioni e che è in collegamento diretto sia con la sede centrale di Belluno che con la sala operativa interforze che è stata costituita con tutti gli enti che concorrono al regolare funzionamento di questo importantissimo evento. E poi con l'ICS che è stato costituito presso la direzione interregionale che è a Padova, insomma c'è un sistema di collegamenti per essere pronti. Con le forze che abbiamo in loco abbiamo dislocate più di 100 persone e un centinaio di mezzi di vario tipo e oltretutto con la possibilità sempre dell'intervento di tutte le strutture ordinarie con termini che sono state anch'esse potenziate. Tra le specialità, quindi a partire dalla sala operativa e dall'ICS, poi abbiamo una serie di sigle che però raccontano velocemente di tutta la variegata attività. TAS, topografia applicata al soccorso, per fare delle mappe per tenere sotto controllo tutta la situazione anche in maniera digitale e georeferenziata. Abbiamo i gruppi TLC, quindi telecomunicazioni, perché abbiamo messo in piedi un sistema, una catena radio apposta per questo evento, dedicato, un'isola di telecomunicazioni dedicata a questo evento. E poi cominciamo ad avere, oltre ai vigili del fuoco ordinari che sono stati potenziati, quindi tutte le partenze ordinarie, abbiamo i GOS, gruppi operativi speciali, quindi ruspe, camion, evidentemente per problemi di neve, la squadra soccorso valanghe SSV, quindi abbiamo una ventina di uomini con gatti delle nevi, motoslitte, quad per ogni evenienza di questo tipo. Abbiamo le squadre SAF, cioè il soccorso con tecniche speleopino-fluviali, con l'uso della corda sostanzialmente per la pista da bob e per quant'altro. Abbiamo la squadra NBCR, il contrasto al rischio nucleare, batteriologico, chimico e radiologico, perché capiamo bene che in questi eventi, oltre al fatto che abbiamo alcuni impianti di refrigerazione che hanno delle sostanze che hanno problemi, possono avere problemi da questo punto di vista, ovviamente non ce li hanno avuti, non ce li hanno e così andrà avanti, ma sostanzialmente dobbiamo essere pronti a intervenire anche in questi casi, oltre a fare un'operazione di campionamento costante dell'eventuale presenza di inquinanti che potrebbero essere anche di natura dolosa, ma non ci sono, per questo attenzioniamo alla situazione. Poi abbiamo le classiche attività dei pompieri, quindi abbiamo autoscale, autogru, mezzi in movimento terra che ho già detto, e poi abbiamo praticamente in cinofili, quindi unità per la ricerca persone. Insomma, abbiamo tutte le specialità del Corpo Nazionale, ci mancano soltanto i sommozzatori.